Si è conclusa positivamente l'8ª edizione del Pizza Festa a Seccagrande di Ribera, che ha visto l'esibizione del grande artista della musica italiana Renzo Arbora e l'orchestra italiana, di Bianca Azzei, di Ricchi e Poveri e di Enrico Ruggeri, e già si pensa al futuro. Dopo tale iniziativa a Ribera si svolgerà quest'anno dal 6 all'8 dicembre la Sagra dell'Arancia, così come annunciato in anteprima dal sindaco Carmelo Pace. Alcuni direbbero finalmente è stata istituzionalizzata con una delibera di giunta, il 6, il 7 e l'8 dicembre di ogni anno ci sarà la Sagra dell'Arancia. Non sarà una festa come questa, non voglio deludere i miei concittadini, ma completamente diversa, perché sarà meno festa e più invece workshop, un incontro fra produttori, commercianti, saranno invitati giornalisti, quindi un evento di nicchia. Non ci sarà il cantante, non ci sarà la fiera, ed è fatta in una data in cui vogliamo lanciare il prodotto arancia all'inizio della campagna agrumicola. Il sindaco, a consuntivo della sua attività, ha anche auspicato la definizione in tempi brevi dell'annosa vicenda delle case popolari e ha parlato dell'attivazione della raccolta differenziata nel suo comune. Un obiettivo che sarà raggiunto soltanto quando tutte le famiglie, dico tutte le famiglie, rientreranno nelle loro abitazioni nuove di zecca. Solo allora io potrò dire di aver raggiunto un obiettivo. Certo, adesso siamo a un punto fondamentale, il contratto è stato firmato, la ditta sta facendo il progetto esecutivo, a 90 di giorni già 30 e passa credo che siano stati già trascorsi, e quindi siamo a un buon punto. Ma siccome sotto questa vicenda ne ho viste tantissime, fino a quando, ripeto, tutte le persone non rientrano a casa, io non sono sereno e non sono tranquillo. Per quanto riguarda la percentuale differenziata, ci godiamo questo 78% con tante lacune, perché non sto qua a dire con tante lacune che dobbiamo migliorare. Abbiamo una società nostra, non è in appalto, è una società comunale a totale partecipazione comunale, quindi la gestiamo in house. Se facciamo scelte sbagliate non abbiamo a chi dare responsabilità, sapendo che i cittadini sono i veri attori veri. Il 78% è merito loro, e se comunque c'è qualcosa che non va, è chiaro che sotto l'input dell'amministrazione comunale, ma anche loro devono recitare un ruolo fondamentale.